Al via a giorni la 20ª edizione del Festival dei Bambini del Mondo, che precede quella del Mandorlo dei gruppi maggiori, un evento la cui richiesta di partecipazione aumenta di anno in anno. Ecco, come Bambini del Mondo ci saranno delle novità? Sì, ultima novità in ordine temporale è stata quella di ieri pomeriggio, ovvero l'insediamento di una giuria che è composta da bambini e che valuterà e giudicherà i patrimoni e le tradizioni che porteranno questi gruppi di bambini provenienti da ben 10 paesi del mondo. All'interno del Mandorlo in Fiore c'è il Festival dei Bambini del Mondo, un festival riservato ai gruppi dei bambini provenienti dai vari paesi del mondo. Ormai siamo giunti alla 20ª edizione. Questi gruppi di bambini esprimono le loro culture con balli e canti della propria tradizione, ciò che l'UNESCO tutela al che ci siano le generazioni future. Questa è la nostra prima riunione e oggi abbiamo alcuni compiti da fare, ovvero dobbiamo studiare le culture rappresentate dai vari gruppi, poi dobbiamo interagire con loro quando, non soltanto nelle performance, ma quando anche sono con noi. E poi giudicheremo soprattutto anche come loro ci trasmettono le proprie culture e le tradizioni, non che ne so, l'estetica o come ballano. Perché lo scopo di Mandorlo in Fiore è far riunire i popoli e avere un mondo di pace e serenità. Ma quali le ultime novità sulla festa del Mandorlo? Tutto sta procedendo nel migliore dei modi, è tutto già organizzato, il parco archeologico ha già anche approvato il bilancio, per cui nei prossimi giorni saranno posti in essere tutti gli atti necessari per l'organizzazione della manifestazione. I gruppi sono già tutti pronti, mancano soltanto 15 giorni all'avvio del primo step di questo 75esimo Mandorlo in Fiore, che è il 20° Festival internazionale dei Bambini del Mondo.